In territorio di Ghilarza, chi viene a visitare la bellissima Ghilarza, appunto, non può fare a meno di venire a visitare il nuraghe Oschini, che già dai primi fotogrammi si presenta immenso. L'accesso alla camera centrale è davvero agevole, perché comunque anche se ci sono una serie di crolli si può entrare tranquillamente, non come per esempio abbiamo fatto al Benas o al Miuddu. Il nuraghe dovrebbe essere un quadrilobato. La camera centrale, il mastro centrale che io sto inquadrando, questo è letteralmente possente. Qualcuno dice che ha un diametro di 14 metri. Abbiamo detto il nuraghe è quadrilobato. In questo periodo ci si può arrivare anche abbastanza agevolmente, ho detto, perché ci fu un grossissimo incendio che qua praticamente purtroppo liberò la zona da tante piante secolari. Ad ogni modo, lasciamo alle spalle le cose brutte ed entriamo in questo meraviglioso nuraghe. Eccolo qua, l'architrave spettacolare, fantastico, tutto in basalto. Ora entriamo all'interno di questo nuraghe, così facciamo vedere a chi ci segue tutta una serie di caratteristiche interessanti. Quindi abbiamo detto l'ingresso è abbastanza agevole, possenti questi massi spettacolari, davvero. La scala a sinistra, la scala che percorreremo insieme perché ci riserva una bella sorpresa. La nicchia sulla destra, eccola qua, con tutta una serie di crolli, anche qua, ma già si vede, anche qui, la fattura incredibile. Ebbene, entriamo poi nella camera centrale, eccolo qua, anzi aspettate un attimo, faccio una piccola marcia indietro, perché questa inquadratura che adesso vi faccio, così da qui, eccola qua, ci servirà per capire una caratteristica di questo nuraghe. Ok, allora entriamo nella camera principale, che è di una meraviglia assoluta. La triade delle nicchie a sinistra, centrale e a destra, una tolos, una volta che si conserva il tutto in suo splendore. E adesso vi faccio vedere anche la tolos, vediamo un po' se riusciamo a illuminarla per bene. Eccola qua, che bello, guardate un po' come anello dopo anello si arriva poi alla pietra apicale che chiude il tutto. Pietra apicale che, se non ho capito male, non doveva essere la classica chiave di volta, cioè non è che se togli quella crolla tutto, non era così. Guardate un po' che bello anche poi l'effetto che ha questa nicchia con una sorta di architrave, eccolo qui, io lo sto illuminando, e questa nicchia riserva una sorpresa, perché infatti se noi la percorriamo, ovviamente qua c'è praticamente il piano di calpistio che deve essere nettamente inferiore, ma se noi percorriamo la piccola nicchia, entriamo qui dentro, avevamo messo già delle luci, ok, proviamo a salire qua, eccoci qua, guardate un po', ricorda appunto il Crabia con un'altra feritoia, un altro finestrino, chiamiamolo così, comunque una piccola finestrella, e poi guardate, io le inquadrature le ho fatte da lì, le ho inquadrate all'inizio, che bello, che meraviglia, tutto di basalto, questo gigante di Ghilarza che dovrebbe essere uno dei più grandi. Eccola qua le inquadrature praticamente dall'interno della scala verso la base della scala stessa, sono praticamente meravigliosi questi conci, anche se non sono comunque praticamente perfetti, perché noi comunque in altre occasioni abbiamo visto dei conci letteralmente squadrati, ma comunque anche se non sono perfetti sono praticamente strabilianti, ti fanno venire un colpo al cuore. Ora noi scendiamo giù alla base perché vi voglio far vedere, una volta percorsa la scala, un altro particolare. Da sottolineare che comunque gli spazi, amici dei Cursori della Memoria, sono davvero angusti, cioè io sono magrolino, sono alto 1,80 cm, per intenderci un giocatore di basket che è alto per esempio 2 metri, qua avrebbe delle grossissime difficoltà a passare. A buon intenditor, poche parole. Ritorniamo nella camera centrale, ma vi voglio far vedere di nuovo un'altra inquadratura
così, guardate che meraviglia questa nicchia. Ci sono delle lucine che abbiamo già messo e qui mi fa venire in mente un piccolo concetto di valorizzazione, magari un qualcosa tipo luci a LED alimentate dal sole, messe qui dentro. Io lo so che magari potrebbero durare in men che non si dica, ma comunque vale la pena provarci. E vi faccio vedere anche la solita inquadratura dall'interno della camera verso l'esterno. Io cerco di illuminare con la mia bella torcia, eccolo là, guardate che meraviglia, sopra l'architrave, un'altra, come può dire, nicchia. Allora, con un po' di pazienza dobbiamo arrivare qua. Qui è ostruito da tutta una serie di crolli, ma noi cercheremo di scavalcare. Se venite qui, mi raccomando, massima attenzione, va bene? Bisogna quindi attraversare questo piccolo ostacolo. Come vi ho detto poc'anzi, massima attenzione, non è pericolosissimo, ma bisogna sempre prestare la massima attenzione. Grazie Monica per aver tenuto la telecamerina, adesso me la ripassa e noi percorriamo la scala, che anche qui doveva essere ovviamente l'elicoidale, anche se comunque non vedo tracce di scalini. Una nicchia a mezza scala qua sulla sinistra, non so se poteva esserci qualche collegamento con le altre torri. Ricordatevi che stiamo parlando di un quadrilobato, e poi saliamo su. Ok, un attimo di pazienza, ci arriviamo. Praticamente abbiamo detto che di scalini non c'è più niente, di scalini non c'è più niente. La caratteristica di questa zona qua è che si apre una sorta di pozzo. Io non entrerò, c'è una scala, ma non entrerò. Ok, cerchiamo di illuminare bene, eccola qua, una sorta di botola. Non è uno spazio grandissimo, perché potrebbe essere all'incirca 3 metri per 2, io ve lo faccio vedere sia da questa parte, ok? Ok, lo oltrepassiamo e ve lo faccio vedere anche dall'altro lato. Come vedete c'è una scala metallica che dovrebbe reggere, io però decido di non entrare perché comunque oltre a questo, che vi sto illuminando, non dovrebbero esserci altre sorprese, ma già comunque questa secondo me è una grossissima sorpresa, perché questa specie di spazio che potrebbe essere una sorta di cantina, per esempio, io non ricordo di averla vista in altri nuraghi. Ne ho visto tanti, non migliaia, perché per vedere migliaia ci vorrebbe una vita, ne ho visto tanti e quindi non mi ricordo una caratteristica del genere. La scala poi praticamente si chiude, finisce qua, dove verosimilmente ci doveva essere un secondo piano che però io adesso non vedo, e quindi qua praticamente cessa il nostro video. Ok, allora da Ghilarza è tutto. Viva il nuraghe Oschini, viva Ghilarza, viva i custodi della memoria. Ciao a tutti amici cari, ciao ciao.